Quando sono arrivata ho trovato un ambiente informale ma allo stesso tempo ricco di persone molto competenti e professionali. Anche per quanto riguarda l'HR ha fatto diversi incontri di formazione e mi ha spiegato appunto quali sarebbero stati tutti i passaggi da seguire per poi avere un quadro completo dell'azienda. La prima impressione che ho avuto appena sono entrato in azienda è stata sicuramente un'impressione molto positiva, come se mi fossi trovato direttamente a casa. Aver avuto una prospettiva, una presentazione dell'azienda da parte delle persone che vi lavoravano sicuramente mi ha fatto percepire un'azienda come molto professionale, un'azienda che voleva coinvolgere il lavoratore sotto diversi punti di vista e poi anche essere considerato parte del gruppo anche se ero piuttosto nuovo. Una cosa che ritengo molto utile è stato questo test che mi è stato fatto durante la selezione e mi è stato restituito poi nelle prime settimane di assunzione. E in questo test si evincevano tutte le aree di miglioramento e mi davano dei punti concreti su cui poter migliorare e su cui lavorare. Ho ricevuto una sorta di scheda di allenamento, un po' come succede in palestra, questo perché avevo degli obiettivi, ho tuttora degli obiettivi da raggiungere, quindi in particolare sviluppare ulteriormente i miei punti di forza, da un lato, e dall'altro sicuramente andare a riempire quelle lacune, ovvero cercare di colmare le aree di debolezza. Ernestina mi ha dato un kit di benvenuto con una borraccia, un quadernino, una penna e tutti i documenti relativi all'assunzione. Mi ha consegnato un piano di induction con tutti gli incontri che poi avrei fatto nelle settimane successive. Appena arrivato in azienda mi è stato assegnato un buddy, che è una persona di riferimento che ti permette sostanzialmente di muovere i tuoi primi passi in azienda. Infatti il mio buddy era anche molto disponibile, molto gentile nel fornirmi tutta una serie di informazioni che per un dipendente medio potrebbero sembrare ovvie, ma per me potevano essere anche magari difficili o piuttosto che magari non immediatamente concepibili. Gli ho potuto chiedere sia cose inerenti proprio alla mansione lavorativa o anche cose un po' più inerenti all'ufficio, al lavoro, quindi anche ai colleghi. È stato molto utile, molto gentile, mi era Claudio per esempio e mi sono trovata benissimo. Posso dire che il mio percorso è stato estremamente positivo e non mi sono mai sentita sola.